Allora, il bilancio di una giornata basata sulla sostenibilità però in tanti temi diversi. Ecco, qual è l'impressione che si è fatto anche parlando con i relatori? Ma diciamo che il tema sostenibilità è insito in tutto il lavoro che facciamo, sia noi qui in Castelbrando, ma soprattutto nell'area UNESCO. Diciamo che è la gemma di sostenibilità, tant'è vero che verrebbe tolto il patrimonio UNESCO se non mantengono tutta una serie di dati e di protezione dell'ambiente, quindi è il nome stesso, la sostenibilità, quando si è parte dell'UNESCO. La giornata è stata eccezionale, io direi, anzi io spero che la regione, l'UNESCO con il direttore e la presidente Marina Montedoro continuino questa esperienza di cercare di far diventare il Veneto, che è la prima regione turistica in Italia, ma è la prima regione turistica della prima impresa nazionale, è questo che è importante dire. Se poi potremmo diventare, no, un luogo dove si celebra questa prima industria nazionale che è il turismo nel nord-est, il nord-est va tra il 40 e il 50% di tutto quello che è il turismo nazionale. E quindi è come dire, il 50% della prima industria nazionale è in queste aree e quindi celebriamo in queste aree quello che è il turismo praticamente sostenibile, ma non solo il turismo, anche in modo più allargato, spendente, il turismo culturale che vuole stare su zone praticamente che sono green, che sono diciamo attente all'ambiente e che sono anche piene di quelle caratteristiche di natura, di tradizioni, di buon cibo, di buon vino. Non dimentichiamo che siamo nelle colline del Prosecco, quindi c'è tutto il mix, diciamo, per far diventare questo evento di Ambrosetti, che sappiamo tutti chi sono number one in Italia, ma credo il numero 2 o 3 in Europa, come capacità di organizzare eventi di alto livello, per far diventare questo evento un evento che si ripeterà per tutti i prossimi anni. Anzi, se posso precisare, qui è nato 15 anni fa il Technological Forum, che poi Ambrosetti, quando andava molto bene dopo 3 anni, ha cominciato a dire chi è che offre di più. La Regione Lombardia ha messo lì un cadeau molto più pesante di quello che poteva mettere il Veneto, se lo sono portati in Lombardia e ormai da 15 anni è uno degli eventi importanti di Ambrosetti, che fanno 600 eventi l'anno. Il Technological Forum è ormai dentro i primi 10 e quindi ho raccomandato a Valerio Ermolli, che è il grande boss dell'Ambrosetti, ho detto mi raccomando che non ci sfili anche questo evento del turismo, perché nasce qui, te lo creiamo bene. Anzi, è grazie al Presidente della Regione, alla Marina Montedoro, a Giuliano Vantaggi, se è nato e si è creato questo evento, ma credo che ripetendolo 2 o 3 anni lo faremo diventare un evento a livello nazionale importante. Oggi si è discusso tantissimo di sostenibilità, ma lei ha sempre portato avanti anche il concetto della concretezza. È un tema di cui viene molto bene parlare, però poi bisogna scendere anche nel concreto, fare vera sostenibilità. Ecco, secondo lei quali sono le regole della vera sostenibilità per un'azienda, per una realtà come la sua, per un ente? Ma vi voglio raccontare quelli che non ho mai fatto tanta pubblicità su questo, ma io ho fondato 25, forse anche 28 anni fa il Kyoto Club Italia, poi sono stato partecipe tra i fondatori di Simbola, la famosa organizzazione della sostenibilità e della bandiera della sostenibilità in Italia, e l'avevo fondato con tanti imprenditori associati, compresi i più grossi gruppi italiani, e tanti ambientalisti, tra cui Ermete Realacci, che sappiamo è uno dei massimi rappresentanti politici, diciamo, di questa difesa dell'ambiente e della sostenibilità. E mi ricordo che il nostro slogan era fare industria, praticamente, sviluppare le nostre attività imprenditoriali con attenzione all'ambiente, si fa più profitto. E questo è verissimo nel mondo,
più si è attenti a non sprecare materia prima, a non sprecare energia, meno costa il prodotto e quindi più profitto si fa. Ma questo era per invogliare tutti gli imprenditori a mettere molta più attenzione a fare meno sprechi e inquinare meno, perché poi comunque rispettando l'ambiente poi rispetti la tua impresa e l'impresa cresce molto di più. Lo dicevano anche oggi che l'ospite internazionale è attento a questi dettagli. Se va su un hotel e vedono che sprecano praticamente materie prime o inquinano, magari non è invogliato a ritornarci. E quindi anche nelle attività turistiche è molto importante l'ambiente e la sostenibilità, ma lo è altrettanto. Io facevo il metallurgico, vogliamo dire, la Permastilisa era un'industria nel campo dell'architettura, dell'edilizia, ma soprattutto della metallurgia per fare queste strutture avveniristiche, e noi avevamo l'ISO 9001, l'ISO 14000, che è la certificazione internazionale ambientale, e applicavamo tutta una serie di concetti, tanto è vero che avevamo preso un premio Europe 25, che voleva dire che eravamo dentro le 25 imprese più attente all'ambiente in Europa. Quindi questo dimostra che facendo un'impresa attenta all'ambiente e allo sviluppo sostenibile diventa un'impresa vincente, tant'è vero che eravamo diventati i primi al mondo. Oggi hanno perso un po' di smalto, ma diciamo che continuano a camminare bene. Ecco, ultima domanda: all'interno di queste mura ci sono degli esempi di sostenibilità, anche una sostenibilità economico-storica, possiamo dire? Sì, raccontarla così a parole servirebbero dei grafici. Mi ricordo che Mixer con il Piero Angela aveva fatto addirittura un servizio di quella che era poi la tecnologia nella Permastilisa, che attraverso praticamente il passaggio dell'aria calda creava un cuscinetto che isolava in maniera molto più efficiente le nostre facciate, anche totalmente trasparenti. Qui invece io ho trovato qualcosa che risale ai tempi delle terme di Diocleziano. All'interno delle mura centrali, che sono spesse 1,20 m al terzo livello e vanno su fino all'8º, nono livello, che è 80 cm, ci sono delle canalizzazioni, e l'aria calda, che una volta era prodotta da una caldaia che è visibile nel criptoportico del 1700, fusa in ghisa, all'interno non c'è più la caldaia a legna, ma c'è praticamente la centrale praticamente a gas, a metano, e quindi riscalda l'aria. E queste canalizzazioni, se avete presente una grande stube, la stube come funziona? L'aria calda passa attraverso una serie di condotti all'interno della muratura, riscaldando la muratura. Quando c'è una massa di muratura importante, noi ci mettiamo 3 giorni, ma le mura centrali del castello del 700 si riscaldano e poi diffondono questa temperatura nell'ambiente. Noi siamo qui che è una temperatura senz'altro ottimale. C'è un fan coil per emergenza, se questa fosse zeppa di gente per togliere l'umidità, ma noi stiamo vivendo bene perché riceviamo il calore da quelle mura che sono praticamente riscaldate con questa temperatura dell'aria che mitiga, che porta a 28 gradi la temperatura del muro, e noi stiamo tranquillamente a 24-25 gradi con un benessere notevole. Questa è una tecnologia sviluppata in questo castello che molti non lo sanno, ma che è stata ripetuta nel Museo Hermitage di San Pietroburgo, che è stata ripetuta in altri castelli nel 1700, quindi sono stati in questo pionieri, copiando le terme di Diocleziano. Ma la stessa tecnica, per esempio, è nel bagno romano. Noi abbiamo un Roman Bath restaurato, che molti lo chiamano bagno turco, in realtà è come un bagno turco, ma diciamo, perché i turchi hanno sviluppato questa tecnica prima dei romani, per correttezza, ma diciamo che è il classico praticamente Roman Bath. Quindi quando uno va nella nostra spa, che adesso è allargata a 2000 metri quadri dei 500 che c'erano, e invito tutti, approfitto per fare un po' di pubblicità, a visitarla perché è una meraviglia e comprende le terme praticamente che sono di epoca romana, di 2000 anni fa. Insomma. Quindi sostenibilità si può cercare anche nel passato.
Ma certo, anzi, secondo me questa è una domanda che sarebbe molto, molto lunga da spiegare. Come si costruiva l'architettura molti secoli addietro, c'era molta più attenzione al livello delle correnti, da dove arrivava il vento, da dove arrivava la radiazione, e quindi usavano le forze della natura per mitigare il troppo freddo e il troppo caldo, che poi questo si è perso. Si costruiscono cubi senza fregarsene di dove gira il sole o da dove arriva la maggioranza dei venti per fare la ventilazione corretta dell'edificio. Le scuole di architettura avrebbero molto da imparare dal passato.